In questo ciclo di incontri intendiamo illustrare la vita di un importante uomo politico di Roma antica, Marco Antonio, e intendiamo farlo secondo una prospettiva nuova. Essa consiste nel porre in relazione la sua figura e la sua azione politica con la biografia delle sue compagne di vita. Intendiamo valorizzare il ruolo che assunsero alcune donne nella tarda Repubblica e la prima tappa del nostro percorso coincide con gli anni giovanili di Marco Antonio e si sofferma sugli incontri femminili che Antonio ebbe in questo periodo. Il personaggio Marco Antonio bene si presta ad essere raccontato a specchio con le figure femminili che condivisero la sua vita, sia perché costoro costituiscono un campione rappresentativo dell'universo femminile della tarda Repubblica Romana, sia perché furono tutte coinvolte, sebbene in misura e in forme differenti, nel processo di delegittimazione che colpì Marco Antonio tanto in vita quanto soprattutto dopo la sconfitta militare e il suicidio. Marco Antonio apparteneva ad una famiglia aristocratica che, come era prassi consolidata all'epoca, aveva provveduto ad incrementare la propria nobiltà accreditando una genealogia fittizia. Si vantava infatti di discendere addirittura dall'eroe del mito Ercole, vantandosi appunto di provenire da uno dei numerosi figli dell'eroe di nome Antone, che vedete rappresentato in una moneta d'oro emessa nel 42 a.C. con al diritto il volto di Marco Antonio. Egli, che era dotato di una complessione fisica invidiabile e di una innegabile avvenenza, ostentò sempre la discendenza da questo glorioso antenato, alle cui sembianze pareva assomigliare, e cercò anzi di assecondare tale somiglianza attraverso degli studiati accorgimenti nell'abbigliamento, nella postura, proprio nell'atteggiamento, facendosi anche spesso rappresentare nelle sembianze dell'eroe del mito, come si nota da questa gemma e come racconta il biografo greco Plutarco. Non pochi membri della famiglia Antonia avevano raggiunto nell'urbe le più alte cariche, soprattutto il nonno, ammiratissimo da Cicerone per le sue doti di oratore, ma soprattutto per le sue posizioni politiche conservatrici, aveva raggiunto il consolato, aveva meritato il trionfo grazie ad una guerra vittoriosa contro i pirati della Cipiccia ed era stato infine ucciso nell'84 a.C. nel corso delle famigerate epurazioni di Cinna, leader insieme a Mario della fazione popolare. Tale capitale simbolico di martire della parte aristocratica era stato però in parte dilapidato dal padre di Marco Antonio. Costui, definito dallo storico Sallustio uomo venuto al mondo per perdere denaro, aveva sposato in prime nozze per motivi di interesse la figlia di un notabile di Fregelle, forse allo scopo di
rinsaldare le fortune finanziarie della famiglia che erano state falcidiate dalle confische. Ma si era poi unito in seconde nozze con Giulia, esponente di una antica famiglia patrizia, a un ramo della quale apparteneva Giulio Cesare. Da questa nuova unione, che era molto remunerativa in termini di prestigio sociale, nacquero in successione 3 fratelli. Prima di tutto il nostro Marco Antonio, forse nell'84-83 a.C., e poi il fratello Gaio e infine il fratello Lucio. I 3 vissero sempre in profonda sintonia e anche unità e solidarietà di intenti. La loro giovinezza fu però segnata da non poche avversità. Il padre, cui era stato affidato un incarico straordinario per una nuova guerra contro i pirati, subì una rovinosa e imprevista sconfitta presso l'isola di Creta e morì poco dopo, nel 71 a.C., lasciando la famiglia in precarie condizioni economiche. Fu allora orchestrato dai parenti, si pensa soprattutto dal fratello del defunto Marco Antonio Ibrida, un matrimonio fra la vedova Giulia e l'ex console Publio Cornelio Lentulo Sura, che accolse i 3 fratelli nella propria casa senza però procedere alla loro adozione. Anche nella nuova casa però non mancarono di abbattersi gravi sciagure. Il patrigno, infatti, fu dapprima espulso dal Senato per un'accusa di corruzione, poi reintegrato quando aveva nuovamente raggiunto la carica di pretore, fu coinvolto nella congiura di Catilina. Arrestato dal console Cicerone, venne giustiziato senza processo. A detta del biografo Plutarco, come potete leggere da questo passo, proprio da tale episodio sarebbe originata la profonda avversione di Marco Antonio nei confronti dell'Arpinate, che egli accusò di aver lasciato insepolto il patrigno fino a quando la madre Giulia non ne reclamò il corpo ricorrendo all'intercessione della moglie del console Terenzia. Il giovane Marco Antonio, che era appena approdato alla maggiore età, dovette allora comprendere che per poter intraprendere con successo la carriera politica in tempi in cui le campagne elettorali costavano moltissimo, non disponendo lui di un patrimonio adeguato, la sua famiglia era infatti di nuovo in bancarotta, avrebbe potuto contare solo su se stesso, sulle competenze che avrebbe potuto acquisire, sulle relazioni amicali che avrebbe saputo intessere, sul coraggio fisico e l'abilità militare che sarebbe stato in grado di spendere sui campi di battaglia. La sua formazione, già impostata in famiglia, si perfezionò in Grecia, come era uso per tutti i rampolli dell'aristocrazia romana. Noi non conosciamo i nomi dei suoi maestri, ma sappiamo che il giovane aderì allo stile cosiddetto asiano, che si segnalava per i caratteri di ridondanza, di prolissità, di impeto, che erano assai congeniali al suo carattere. Divenne un ottimo oratore, nonostante il giudizio negativo di Cicerone. Tutti i pochi scritti che ci sono conservati, i suoi discorsi, le sue epistole, ci dimostrano una piena capacità di comunicazione politica e anche una matura
padronanza dei meccanismi burocratici della politica. Assai remunerative furono poi le sue frequentazioni amicali. Egli scelse infatti di intrattenere stretti rapporti con un gruppo di giovani di nobile origine dediti a uno stile di vita senza freni. Cicerone li criticò in più occasioni, coniando per loro delle definizioni dispregiative. Li chiamò ad esempio giovinastri a cui è appena spuntata la barba ma che si atteggiano a cospiratori da banchetto. Oppure li definì perdita Juventus, cioè gioventù bruciata. Oppure ancora gregge di Catilina, proprio perché le loro disordinate consuetudini di vita fatte di frequentazioni femminili, gioco, bevute, conviti, sembravano proprio ispirarsi al paradigma di vita del famoso congiurato. Fra di loro spreccavano due figure, Clodio e Curione, due personaggi con le cui biografie quella di Marco Antonio si intersecherà numerose volte. Soprattutto stretto fu il rapporto di Marco Antonio con il giovane Gaio Scribonio Curione. Questo rapporto di amicizia fu così stretto, come dicevo, che Cicerone li accusò probabilmente senza fondamento di pederastia, assegnando a Marco Antonio il ruolo passivo, come si legge in questo corrosivo passo delle Filippiche. È un fatto assodato però che Curione avrebbe per Marco Antonio e con Marco Antonio dilapidato una vera fortuna, contraendo debiti addirittura per 6 milioni di sesterzi e offrendo garanzia per l'insolvenza dell'amico. Sembra tuttavia improbabile che lo stile di vita, per quanto sfarzoso e sregolato dei due giovani, potesse drenare una somma tanto elevata di denaro. Molto più probabile è che Curione e Antonio avessero impiegato larga parte di tale somma per procacciarsi consenso e popolarità presso la cosiddetta plebe cavernaria, fatta cioè dalla massa di bottegai, artigiani, popolino, che costituiva un bacino di manovra elettorale di notevole peso. La più significativa capacità di Marco Antonio risiedeva però nel suo talento militare. Esso si manifestò già tra il 57 e il 55 a.C., allorché in qualità di prefetto di cavalleria si recò in Siria al seguito del proconsole Aulo Gabinio e partecipò alla spedizione per il reinsediamento del re Tolomeo XII in Egitto. Si registrò allora il suo primo incontro con l'Oriente e subito rifulsero le sue qualità militari, sostanziatisi in atti di audacia e di spericolato coraggio fisico, ma anche le sue apprezzate doti di diplomazia, concretizzatisi in atti di clemenza e di moderazione nei confronti dei vinti. Tali doti verranno valorizzate, affinate, potenziate alla scuola di guerra di Giulio Cesare, che era allora impegnato nella conquista della Gallia. L'incontro con il proconsole, che insieme a Pompeo Magno e a Crasso dominava la scena politica
attraverso un patto privato definito da noi moderni primo triunvirato, questo incontro fu decisivo per il futuro politico di Marcantonio e anche dei suoi fratelli. Cesare, leader della fazione popolare, avendo apprezzato le azioni militari di Antonio come suo legato in Gallia, ne patrocinò la carriera politica. Favorì la sua elezione a questore, quindi ad augure e poi a tribuno della plebe. Si fidava infatti di lui, perché il giovane, aderendo entusiasticamente al programma politico cesariano, eseguiva alla lettera le istruzioni del capo. Ad esempio, a Roma aveva platealmente finto di attentare nel foro alla vita dell'amico Clodio, per significare a tutti che Cesare, dopo aver a lungo utilizzato per i suoi scopi politici il demagogo, aveva adesso a lui ritirato la sua protezione politica. Dopo la sua uccisione ad opera dell'aristocratico Milone, Marco Antonio però assunse il ruolo di difensore dell'amico assassinato. Alla vigilia dello scoppio della guerra civile tra Cesare e Pompeo Magno, in qualità di tribuno della plebe, Marco Antonio si espose a interporre il veto alle decisioni del Senato che penalizzavano gravemente gli interessi del conquistatore delle Gallie e, minacciato fisicamente, fuggì da Roma vestito da schiavo e si rifugiò presso le legioni di Cesare in procinto di passare il Rubicone. A lui Cesare, dopo il colpo di Stato, lasciò il governo dell'Italia in qualità di suo vicario, in attesa di affrontare Pompeo nello scontro decisivo. Preziose per il dittatore erano però soprattutto le capacità belliche di Marco Antonio. Le aveva dimostrate in Gallia, ad esempio nell'assedio di Alesia, dove aveva saputo fronteggiare in prima linea un attacco notturno del nemico. Dopo il colpo di Stato cesariano, le aveva nuovamente confermate, occupando rapidamente Arezzo e ottenendo la resa di Sulmona. Ma una prova lampante della sua abilità militare si ebbe nel maggio del 48 a.C., quando, essendo Cesare sbarcato con l'avanguardia delle truppe a Durazzo, solo Marcantonio, fra tutti i cesariani, ebbe l'ardire di operare il trasferimento del grosso delle truppe, forzando in maniera spericolata e anche fortunata il blocco navale dei Pompeiani. I Pompeiani avevano nel frattempo fatto prigioniero il fratello Gaio in Macedonia e avevano ucciso l'amico Curione in Africa, dove costui era caduto eroicamente al capo, alla testa delle truppe cesariane. Anche nella battaglia decisiva di Farsalo, dove in Tessaglia Pompeo Magno venne clamorosamente sconfitto da Cesare, Marco Antonio, cui era stata assegnata l'ala sinistra dell'esercito cesariano, si segnalò per atti di coraggio. Uccise il consolare Lucio Domizio Barbo e riuscì ad ottenere la liberazione del fratello Gaio. Vincente si era dunque rivelata la scelta di aderire alla fazione popolare di cui il dittatore Cesare era capo incontrastato. A 35 anni si chiudeva la prima tappa, la prima fase della sua vita e Marco Antonio aveva scalato le gerarchie della fazione fino a diventare il numero 2, ad ottenere nuovamente da Cesare la carica di vicario in Italia
e ad aggiudicarsi addirittura all'asta tutti i beni di Pompeo Magno. La prima relazione nota e formalizzata di Marco Antonio con una donna data all'incirca il 62 a.C. Allora Marco Antonio era poco più che ventenne e si unì in matrimonio con Fadia, seguendo il percorso previsto per ogni aristocratico romano. Per un esponente della classe dirigente romana, molto di rado il matrimonio rappresentava un sodalizio affettivo e passionale. Rispondeva invece a esigenze di tipologia diversa, alleanze politiche, accordi economici, talvolta anche la soluzione a problemi giudiziari. Ormai da un decennio Antonio non aveva un pater familias in vita. Il secondo marito di sua madre, Lentulo Sura, era stato di recente giustiziato tra i Catilinari. Antonio doveva predisporre la carriera politica propria e dei propri fratelli Gaio e Lucio, obiettivi che richiedevano una significativa disponibilità di risorse economiche. La sua situazione patrimoniale non era florida e per assicurare una nuova consistenza alle proprie finanze, Antonio accondiscese a un matrimonio socialmente svantaggioso. Sposò Fadia, che era figlia di un ricco liberto, Quinto Fadio. La dote della moglie, nella disponibilità del marito, anche se non acquisita tra i suoi beni, consentiva ora ad Antonio di investire nel proprio futuro. Forse il vincolo familiare con un liberto poteva anche accrescere le sue clientele, legandolo a una categoria sociale in rapida ascesa in quel tempo. Non sono note né la durata di questo matrimonio né le motivazioni che ne decretarono la fine, forse un divorzio o forse la morte della moglie. Il nostro unico testimone su questa unione è Cicerone, che ne restituisce una memoria non neutra. In una lettera indirizzata all'amico di sempre, Tito Pomponio Attico, ma anche nelle Filippiche, strumento della sua polemica anti-antoniana tra il 44 e il 43 a.C., il ricordo del matrimonio con Fadia consentiva a Cicerone di sottolineare la squalificante parentela stretta da Antonio per interesse con un uomo che era stato schiavo. In una prospettiva inversa, l'etica aristocratica imponeva invece ai nobiles l'accrescimento della dignitas, ovvero del prestigio del proprio casato. Cicerone menziona anche la discendenza nata da questa unione, come possiamo leggere. Ha avuto proprio lui dei figli dalla figlia di uno schiavo affrancato. La nascita di una prole avrebbe dovuto rivestire una valenza positiva. La fertilità di una coppia, espressione dell'élite, assicurava infatti alla comunità nuove generazioni di magistrati, sacerdoti, ufficiali dell'esercito e garantiva la sopravvivenza della gens, del casato, e quindi la stabilità dell'oligarchia che governava Roma. L'unione di Antonio con Fadia, al contrario, contaminava l'aristocrazia romana, immettendovi individui che avevano anche il sangue di un liberto. La purezza del sangue sarebbe stata invece preservata dalla successiva unione di Marco Antonio con la propria cugina, Antonia, figlia dello zio Gaio Antonio Ibrida, siamo intorno al 53 a.C. Le nozze endogamiche dei due cugini dovevano in primo luogo salvaguardare il patrimonio familiare, evitandone dispersioni attraverso la corresponsione della dote a un coniuge esterno alla gens. Ma esse erano funzionali anche alla procreazione di una discendenza di alto lignaggio, forse dopo la morte dei figli nati dall'unione con Fadia. Nacque una figlia femmina, Antonia, che nel tempo rappresentò, nel rispetto della tradizione, un utile strumento nelle strategie politiche del padre.
Nel 1944 Antonio, nella necessità di rinsaldare l'alleanza con il cesariano Marco Emilio Lepido dopo la morte di Giulio Cesare, fidanzò la figlia bambina con Lepido il giovane e prima di partire per la campagna partica nel 1936 organizzò le nozze, che tuttavia non si celebrarono perché il triumviro Lepido, padre del promesso sposo, fu estromesso dal collegio triumvirale. Appiano scrive infatti: Antonio aveva voluto prima della guerra partica dare in sposa la propria figlia al figlio di Lepido, come era convenuto. Trascorsero 2 anni e Antonio diede la propria figlia in sposa a Pitodoro di Tralles, la cui famiglia aveva sostenuto Roma durante la seconda guerra contro Mitridate del Ponto. Tale unione rinsaldava l'articolata costellazione di potentati fedeli ad Antonio in Oriente, dove egli svolgeva le proprie funzioni di triumviro. Intorno al 47 Antonio ripudiò Antonia, formalmente accusata di adulterio. Adulterio che la giurisprudenza romana riconosceva come giusta causa per il divorzio. La castitas, ovvero la fedeltà coniugale, costituiva uno dei doveri ineludibili delle mogli romane. Era fondamentale, più che per un principio etico, per l'impatto sociale dell'infedeltà coniugale. Quest'ultima minava infatti la certezza sull'identità biologica dei figli nati all'interno del matrimonio. I figli entravano a far parte della famiglia del marito della madre e pertanto doveva essere certo avessero il sangue del loro padre legale. Attraverso tale sangue avrebbero acquisito per via genetica quelle virtù, abilità e competenze con cui il loro padre legale e i suoi antenati avevano ben governato Roma, compito che sarebbe spettato anche ai figli. Gli elettori li avrebbero votati confidando in questa trasmissione ereditaria. Marco Antonio probabilmente usò strumentalmente il supposto adulterio contestato alla moglie. Nel 47 poteva infatti risultare per lui più vantaggiosa una unione nuova, forse suggerita da Giulio Cesare, sotto la cui ala Antonio si era utilmente collocato. La pretestuosità dell'accusa mossa da Antonia fu valorizzata contro Antonio da Cicerone nelle Filippiche. Cicerone definì Antonia pudicissima femmina, donna di castissimi costumi. Sua figlia e tua cugina, sostiene Cicerone, l'hai ripudiata, ma non prima di esserti cercato un altro partito e averlo in anticipo esaminato fino in fondo. E non basta, hai accusato falsamente di adulterio una donna di specchiata pudicizia. Mentre affidava la continuità del suo casato e le sue finanze al matrimonio con la cugina, Antonio soddisfaceva le esigenze dei sensi con una diva delle scene, nata schiava e probabilmente di origine orientale, la mima Citeride. Conosciamo anche il rapporto di Antonio con Citeride attraverso la lente deformante della polemica ciceroniana. L'Arpinate chiamava ironicamente Antonio Citerius. In tal modo suggeriva come egli fosse succube delle donne e in questo caso addirittura di una donna di condizione squalificata, nota per esercitare una professione nella quale i confini tra recitazione, canto, danza sulla scena, mimo appunto, e meretricio erano assai flebili. Citeride del resto non riservava le sue attenzioni al solo Antonio. Nel suo carnet di amanti avrebbero figurato anche il suo patrono, il cavaliere Publio Volumnio Eutrapelo, Marco Giunio Bruto, Cesaricida e Gaio Cornelio Gallo, politico e militare, nonché autore di elegie in cui cantava il suo amore per la mima, evocata con lo pseudonimo di Licoride.
La pratica di affidare la procreazione a un legittimo matrimonio e il piacere alla relazione con una cortigiana non suscitava alcuna obiezione di carattere etico. Diversamente, il soggiacere di un uomo a una donna costituiva un rovesciamento dei ruoli sociali definiti dalla tradizione per i due sessi, e su questo aspetto Cicerone orchestrava la propria polemica. Il tema dell'inversione dei ruoli veniva del resto sfruttato dall'Arpinate contro Antonio, in riferimento al legame con Citeride, anche in termini diversi. Egli qualificava la Mima come altera uxor, ovvero altra moglie di Antonio, oltre alla moglie legittima Antonia, in un contesto in cui la bigamia non era ammessa e non era permesso per un senatore nemmeno il matrimonio con un'attrice. Antonio, a detta di Cicerone, ostentava questa relazione extraconiugale, esibendo la Mima in occasioni pubbliche, e insisteva perché lei fosse chiamata non Citeride, ma Volumnia, il nome acquisito con l'emancipazione e derivato dal gentilizio del suo patrono, come il nome delle matrone romane che era acquisito dal gentilizio del proprio padre. Cicerone mantiene lo stesso registro descrittivo nel dar conto della fine di questo rapporto amoroso, presentata come un vero e proprio divorzio, nonostante tale relazione, per sua natura, non fosse sottoposta ad alcuna formalizzazione. Sostiene Cicerone nelle Filippiche, è diventato un galantuomo, ha ripudiato la sua bella Mima, in forza di una legge delle 12 tavole le ha tolto le chiavi di casa e l'ha cacciata via. D'ora in poi che cittadino specchiato e stimato. Certo, di tutta la sua vita non c'è azione più onesta di questo suo divorzio da una ballerina. Tuas res tibi abeto, riprenditi le tue cose. Era la formula per sancire il divorzio secondo la legislazione romana. La relazione con Citeride si interruppe nel 47. La nuova moglie di Antonio, ben più incisiva di Antonia nel condizionare le scelte del marito, non gradiva questa competizione.